Dall'inizio dell'emergenza c'è un'unica porta di ingresso al municipio di Bassano ed è esattamente quella che vi stiamo facendo vedere. Oggi però questa porta è chiusa perché, come si legge in questa comunicazione affissa, gli uffici sono chiusi per consentire le operazioni di sanificazione dei locali. Questo perché tra i dipendenti del municipio si è riscontrato un caso di positività al coronavirus. Le porte del municipio di Bassano si riapriranno regolarmente venerdì. Il dipendente risultato positivo era già in isolamento da alcuni giorni e non aveva alcuna mansione di contatto diretto con il pubblico, quindi nessun rischio. A lavori di sanificazione ultimati tutto tornerà come prima, o meglio alla normalità stabilita dall'ultimo provvedimento emergenziale del Presidente del Consiglio Conte. Online la seduta del Consiglio Comunale, già chiusa al pubblico come previsto dal decreto del 24 ottobre. Chiusa al pubblico era previsto, online no, ma la comunicazione è arrivata per le vie brevi ai soli consiglieri comunali e ai giornalisti. Un incontro importante con molta carne al fuoco e la minoranza pronta alla singolar tensione con il sindaco su temi scottanti, il comando della polizia locale e il quartiere Pre.